Un progetto di realtà virtuale per insegnare la sicurezza sul lavoro ai professionisti dell'edilizia. Un visore, 2 joystick e sensori speciali per interagire con filmati reali o ricostruzioni multimediali. Si chiama Rischio Zero, lo hanno promosso il Centro Edili e la Regione e finanziato dagli SPISAL delle ULSS veneziane 3 e 4. Quando la formazione può diventare un qualcosa di approfondimento pratico e diventa anche giocoso come è questo tipo di esperienza o i laboratori nuovi che abbiamo inaugurato comunque a settembre, dove posso veramente entrare in uno spazio dove c'è del fumo, posso simulare una lavorazione complessa prima di doverla fare, allora cambia l'atteggiamento. Qui dobbiamo capire quant'è l'importante l'impatto ambientale della sicurezza in un ambiente come quello delle costruzioni, dove da sempre ci hanno marchiati come brutti, sporchi e cattivi. Si investe quindi nelle nuove leve, mettendogli davanti agli occhi delle immagini magari anche impressionanti di possibili rischi e di come evitarli con i dispositivi di protezione. Oggi non sono i grandi cantieri a preoccupare gli SPISAL, ma quelli medi e piccoli dove le imprese edili spesso hanno meno capacità di spendere in sicurezza e prevenzione. Quello che possiamo osservare è che c'è sempre di più un'attenzione da parte di qualsiasi azienda, però chiaramente ci sono quelle che fanno un po' più fatica e altre che invece sono strutturate da parecchio tempo e che quindi riescono a mettere in atto sistemi più articolati.